Sono trascorsi appena 2 giorni dal risultato delle europee ed immediatamente i vincitori hanno chiesto di incassare il bottino con posti in giunta di governo. Con molta probabilità, infatti, prima o dopo l'estate il presidente della regione dovrà modificare il suo assetto in giunta. Un risultato che sposta più a destra la sua maggioranza numerica per il successo della Lega e del partito della Meloni, ma che dovrà fare i conti con i partiti dell'area di centro, da Forza Italia all'UDC e Cantiere Popolare, al partito di Sicilia Futura di Totò Cardinale, che si sta spostando verso il centrodestra. Nello Musumeci, che ha giocato una partita silenziosa senza schierarsi con il suo movimento diventerà bellissima, ha dichiarato: non cambia nulla per la mia maggioranza, fermo restando la volontà di procedere al rimpasto che faremo entro l'estate, perché un ritocco al motore va fatto. Non è una novità, ma da un anno ripetiamo la necessità di creare in Italia un soggetto moderato che possa interpretare una fascia di elettorato che non va più a votare, che non vuole stare con il centro-sinistra, sinistra e Movimento 5 Stelle. Credo che questo spazio elettorale si possa trovare alla sinistra di Salvini, non a destra. Dobbiamo mettere assieme 4-5 soggetti di sensibilità e cultura differenti per capire se si può arrivare alla nascita di questo nuovo soggetto, altrimenti si penserà a creare un patto federativo con un soggetto già esistente, che potrebbe essere la Lega di Matteo Salvini. Il governatore dovrà quanto prima procedere alla nomina dei nuovi 2 assessori, ai beni culturali dopo la scomparsa di Sebastiano Tusa e al turismo, dove Pappalardo dovrebbe essere nominato all'ENIT, Ente Nazionale del Turismo Italiano. Poi c'è la posizione di Gaetano Armao, l'assessore all'economia, che Gianfranco Miccichè ha definito un ex assessore perché sosteneva Salvatore Cicu. Dentro Forza Italia, Miccichè, per trovare consensi a Milazzo, risultato vincitore al posto di Saverio Romano, ha promesso modifiche in giunta ad esponenti diversi. Una poltrona è stata pretesa da Cateno De Luca e Sicilia Futura con l'ex ministro Cardinale, che all'Arsi potrebbero costruire un gruppo autonomo. Altra poltrona è richiesta da Fratelli d'Italia, che grazie al positivo risultato chiederà di occupare spazi in giunta, mentre si profila una situazione difficile dentro l'area moderata da Forza Italia, con la sconfitta di Romano contro il candidato miccicheiano Milazzo, e dell'area che fa capo all'UDC e Cantiere Popolare di La Galla e Totò Cordaro. C'è poi l'area che si sta spostando verso la Lega per creare o rafforzare all'Arso un gruppo vicino al partito di Salvini, anche senza il simbolo. Alcuni deputati infatti stanno già lavorando in questa direzione e quanto prima avanzeranno anche loro una richiesta per un assessore in giunta. Una situazione davvero in continua evoluzione, che speriamo non paralizzi l'attività politica avviata e proceda alle riforme promesse ed ancora non mantenute.